Parliamo ora di un altro progetto centrato sull'ecosostenibilità, tutto questo per rilanciare il Lido di Venezia. Antonello Profita. Risollevare l'economia del Lido rilanciando il turismo di qualità, di chi cerca relax e opportunità sportive ed è sensibile ai temi della ecosostenibilità. Punta su questo il progetto turistico metropolitano presentato da Confindustria. Perché Green? Questo progetto è un progetto che vuole valorizzare tutte le attività che oggi ci sono sull'isola del Lido, attività legate allo sport, legate alla ristorazione, legate al wellness, legate a quello che già c'è, però in chiave ecosostenibile. Quindi green significa che si faranno dei sottoprogetti di piste ciclabili piuttosto che circolazione con mezzi green, piuttosto che utilizzo presso le strutture ricettive di ristorazione con prodotti a chilometri zero. Per ora ha aderito circa un terzo degli imprenditori presenti. L'auspicio ovviamente è che il numero possa allargarsi, estendersi. Guardando in positivo è un terzo in più di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni nel Lido, un po' troppo dormiente, però è evidente che è ancora troppo poco, ci sono ancora molti che devono svegliarsi evidentemente.